Lei come ha preso questo articolo? Ma sicuramente con profonda, devo dire anche tristezza, perché mi pare che paragonare con quella immagine veramente che fa riportare indietro ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, penso che sia qualcosa di, oserei dire, quasi vergognoso. Vederci trattati così sicuramente fa male e dispiace molto. Bufera sul reportage della Süddeutsche Zeitung sulle condizioni di lavoro dei brasiliani nelle gelaterie italiane in Germania. Dopo il sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrini, interviene Roberto Padrin, e anche per il sindaco di Longarone quella rappresentazione è inaccettabile. Dispiace soprattutto perché in questi anni si è creato sempre un rapporto molto secondo me positivo tra la Germania, perché i nostri gelatieri hanno fatto le loro fortune, ma anche quello della Germania, del popolo tedesco, portando un prodotto che è un simbolo del Made in Italy, ma è soprattutto apprezzato dai tedeschi. Un rapporto costruito nel tempo dall'emigrazione bellunese, soprattutto dalla Val di Zoldo e dal Cadore, terre che hanno dato origine a una lunga tradizione di gelatieri in Germania. Ma il reportage tedesco porta il sindaco di Longarone ancora più lontano, fino a Urussanga, nel sud del Brasile. È da qui che provengono molti dei lavoratori brasiliani raccontati nell'inchiesta, e il collegamento non è casuale. Il 9 ottobre proprio celebreremo i 35 anni del gemellaggio, arriverà una delegazione di una quarantina di persone guidate dal sindaco proprio di Urussanga per rinnovare questo gemellaggio che ha origine da quando appunto questa città dello stato di Santa Caterina fu fondata proprio da cittadini longaronesi. Quindi è chiaro che vederci poi trattati così fa male, soprattutto perché sono convinto che i brasiliani hanno portato e hanno contribuito a valorizzare le gelaterie in Germania, e soprattutto si è creato un grandissimo rapporto di umanità tra i proprietari e i titolari delle varie gelaterie e i loro dipendenti. Padrin non nega che possano esistere situazioni problematiche, ma contesta la generalizzazione della Süddeutsche Zeitung. Penso che sia svilente mettere così in brutta luce il lavoro di sacrificio dei nostri gelatieri che, ripeto, hanno portato fortuna non solo a loro ma a tutto il popolo tedesco. Una storia che Longarone rivendica anche attraverso la sua tradizione fieristica. Qui ha sede la Mostra Internazionale del Gelato e il Comune guarda ora al rilancio della manifestazione. Noi ci auguriamo che questo mondo, che ha fatto sempre riferimento alla Germania come devo dire punto focale dove poter anche portare proprio gelatieri non solo italiani in Germania, ma di tutti gli altri paesi che hanno aperto gelaterie lì, Longarone è sempre stato un punto di riferimento anche per questi gelatieri.